Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati ad una nuova puntata sempre in diretta in compagnia di Ore 13. Parliamo anche quest'oggi di coronavirus perché sale di ora in ora il bilancio dei contagiati anche nel nostro Veneto. Siamo a 407 positivi, più 21 rispetto all'ultimo bollettino delle 17 di ieri, e quindi il governo vara delle misure volte ad arginare appunto il rischio di ulteriori contagi. È ufficiale, da ieri scuole e università chiuse fino a metà marzo, stop a gite, viaggi di istruzione, studenti a casa. L'istruzione però non si ferma. E allora come vive il mondo scolastico e di conseguenza di riflesso anche i genitori, un po' le famiglie, questa situazione di stop, appunto questo provvedimento precauzionale? Ne parliamo quest'oggi in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio Alberto Visentin, dirigente scolastico della scuola professionale Lepido Rocco, ben trovato. Do il benvenuto anche a Bruna Pietrobon, rappresentante dei genitori, sempre alla scuola professionale Lepido Rocco, sede di Castelfranco Veneto. Sì. E do il benvenuto anche a Claudio Borgia, assessore all'istruzione e alle politiche familiari del comune di Montebelluna. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. 0422 1626 798 il numero per intervenire in diretta con le vostre domande. Prima di cominciare permettetemi di fare le congratulazioni al collega Pier Giorgio Paladin, che ieri è diventato papà, è nato Cesare, quindi tante congratulazioni a papà Pier Giorgio e a mamma Silvia da parte mia e di tutta la famiglia di Antenna 3. Allora, torniamo al nostro argomento. 8 milioni e mezzo di studenti in Italia, di cui 7 milioni e 682 mila iscritti alle scuole pubbliche, non andranno in classe e sono 40.879 le scuole nel paese che resteranno appunto senza didattica. Ma come detto, il coronavirus non ferma l'istruzione. Allora, Visentin, la scuola, le lezioni sono sospese. Spieghiamo la differenza tra scuola chiusa e lezioni sospese, perché c'è un po' di confusione su questo argomento. Sì, scuola chiusa, quando la scuola viene chiusa completamente, significa che nessuno può entrare e recarsi negli istituti scolastici, per cui non soltanto gli studenti ma anche tutto il personale che lavora nella scuola. Quindi è una chiusura totale, mentre quando si parla di sospensioni delle lezioni, delle attività didattiche o della frequenza, significa che la sospensione è relativa soltanto all'accesso degli studenti, mentre il personale, sia personale amministrativo, ATA o quanto altro, sia il personale didattico, docente scusi, può accedere ai locali e lavorare, insomma, dare il suo contributo per l'attività formativa. In questo senso, i nostri docenti e il nostro personale amministrativo e di segreteria sono impegnati in questi giorni per attivare tutte quelle procedure che consentano di fare didattica a distanza, la cosiddetta FAD. Senta, allora il governo ha deciso per la chiusura di tutte le scuole e degli atenei fino a metà marzo. Una sua opinione, cosa ne pensa di questa ultima notizia di ieri? Naturalmente noi stiamo alle indicazioni che ci vengono, che riteniamo siano indicazioni che servono a salvaguardare naturalmente la salute di tutti i cittadini, e quindi nonostante le difficoltà che certamente si vivono, perché l'impossibilità di lavorare normalmente come è ordinario ci pesa, e però dobbiamo pensare anzitutto che l'intera comunità sia salvaguardata e possa naturalmente meglio che sia possibile superare questa emergenza. Certo, si tratta ovviamente, come abbiamo detto, di una misura precauzionale, no? Sì, proprio certo, per evitare il rischio di ulteriori contagi. Che cosa ne pensa lei appunto riguardo alla chiusura, e qual è anche un po' il sentimento dei genitori, visto che insomma lei rappresenta appunto il rappresentante dei genitori della scuola professionale? Tutti i genitori speravano che la prossima settimana i ragazzi tornavano a scuola, però stiamo anche noi
E i ragazzi sono contenti comunque, cioè almeno mio figlio, sì. I ragazzi Sì. naturalmente insomma Sì, sì, hanno... prendono una vacanza lunga, però così non è, perché per esempio mio figlio quest'anno avrebbe gli esami, per cui è chiaro che il rapporto con l'insegnante, la guida insomma, che ci può essere, viene a mancare questa, anche se la scuola comunque si sta attivando, perché la settimana scorsa comunque c'erano le vacanze di Carnevale, c'erano questi 2 giorni in più. Già con questa settimana, più anche la prossima, chiaro che sì, da vacanza diventa un problema, insomma, ecco. Ecco, anche sul tema insomma, degli esami di Stato, della maturità, insomma, anche da questo punto di vista c'è un po' di preoccupazione, lo affronteremo poi nel corso della puntata di quest'oggi, anche questo argomento. Anche da parte sua, Assessore, un'opinione sulla chiusura precauzionale fino a metà marzo? Allora, sicuramente la sanità pubblica deve essere messa al primo posto e su questo siamo d'accordo tutti quanti. Il problema purtroppo è la schizofrenia con il quale il governo si concentra a fare delle conferenze stampa, a non avvisare gli amministratori, le amministrazioni locali. Ci sono, come dire, delle problematiche, perché ovviamente noi dobbiamo dare delle risposte ai cittadini, alle mamme. Io devo dire la verità, a Montebelluna, ma come tutto, come nel resto del Veneto, abbiamo dei dirigenti scolastici e degli insegnanti straordinari che stanno cercando di organizzarsi, appunto perché questo non è un periodo di vacanza per gli studenti, nel senso, anche se loro lo possono pensare. Però quello che sembra è che sono lasciati soli. Sono lasciati soli perché non c'è una linea chiara, come le dicevo prima. Le faccio un esempio. Abbiamo saputo, come amministratori locali, della chiusura delle scuole il venerdì, ma attraverso i social network, cioè attraverso delle indicazioni date appunto sui social o a mezzo stampa, ma il decreto è arrivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, è arrivato solo domenica sera. Lei si rende conto Quindi voi che... dite, noi dobbiamo comunque dare delle risposte Certo, ai cittadini. certo. Le notizie arrivano anche a noi come amministratori locali in ritardo, Certo. e quindi anche noi abbiamo una difficoltà nel dare delle risposte chiare a coloro che ci pongono delle domande chiaramente organizzative, naturalmente. Sì, assolutamente, anche perché, come dicevo prima, per esempio, a Montebelluna il mio numero di cellulare, come dire, ce l'hanno tutti, specialmente le mamme. E sabato e domenica sono stato chiamato da tantissimi genitori, da tantissime mamme, per sapere, per capire, e fanno anche delle domande corrette a cui noi amministratori non sappiamo cosa rispondere, perché la decisione, ecco, questo vorrei che fosse chiaro, perché molte volte questo non è assolutamente chiaro. La decisione spetta, in questo caso, al governo, quindi spetta a Roma, non agli amministratori locali. Noi cerchiamo, essendo in prima linea, cerchiamo, rispetto a quello che ci viene detto, di fare il possibile, di fare il massimo, però lei si rende conto che con poche risorse, con messaggi dati all'ultimo minuto, con tutta una serie di difficoltà, è complicato, è complicato. La chiusura, come dicevamo all'inizio, la priorità è sicuramente la sanità pubblica, per cui io mi affido sicuramente alle istituzioni, sicuramente agli scienziati, ai dottori, ai medici. Se è stata presa una decisione del genere, sicuramente ci sono delle basi scientifiche che indicano questo. Quello che contesto è il metodo. Visentin, una sua opinione su questo? Anche voi riscontrate un po' questa problematica di reperire appunto le notizie da poi dover comunicare alle famiglie e agli studenti? Siamo in una situazione di emergenza per cui alcune notizie sono arrivate all'ultimo minuto. Devo dire che nella formazione professionale
ci siamo abituati, per cui noi in qualche maniera cerchiamo di rispondere con il nostro discernimento e con l'aiuto di tutto lo staff che lavora con noi ai momenti di difficoltà, quindi non ci spaventiamo, insomma, ecco, ma cerchiamo di dare le risposte che sono quelle che riteniamo le più utili e le più corrette. Dal nostro punto di vista, però, ecco, gli uffici regionali con i quali noi siamo, attraverso le nostre federazioni, sempre in contatto, ecco, ci hanno dato gli indirizzi e ci hanno permesso naturalmente anche di poter a nostra volta fornire risposte alle persone. Insomma. Certamente, insomma, le domande che arrivano da parte degli studenti e delle famiglie sono tantissime, a volte mi sembra di capire che c'è un po' di difficoltà nel saper rispondere in maniera corretta, tempestiva, insomma è chiara. Sì. Abbiamo una prima telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Gianfranco da Padova. Buongiorno Gianfranco. Volevo segnalare una cosa, ieri con mio nipote, per prendere un po' d'aria, andiamo fuori dalla situazione che c'è della città, siamo andati a Chioggia. Da Chioggia abbiamo preso il vaporetto e siamo andati a Pellestrina. Beh, quando sono entrato, io la prima cosa che ho fatto è stato quella di andare alla fine del vaporetto e sedermi fuori nel retro. Bene, quando si è riempito il vaporetto, all'interno era pieno, seduti uno a fianco all'altro, senza nessun... Qui si parla di 1 metro, eccetera. Lì era pieno. Al ritorno, peggio, perché al ritorno sono arrivati 3 autobus, che probabilmente sono quelli che lavorano a Venezia o eccetera, che fanno quindi la spola. Si è riempito ancora di più e io per fortuna sono riuscito ad andare sempre con mio nipote alla fine, all'esterno, nella parte finale, ma dentro era pieno, strapieno. Quindi dico, ma queste normative chi le fa rispettare? Perché se questa è la norma e poi su un vaporetto montano, cioè sono pigiati come sardine, non lo so io. Cioè, mi sembra un po' ridicola sta cosa. Ecco. Grazie Gianfranco, insomma abbiamo capito quello che ci dice, c'è una normativa, non sempre viene rispettata, chi si occupa di vigilare che venga rispettata sta come sempre e come abbiamo ripetuto moltissime volte anche un po' al buon senso di ognuno di noi. Queste norme, ad esempio, mantenere una certa distanza tra una persona e l'altra, evitare abbracci, insomma, fanno un po' parte dell'abitudine anche del nostro modo di essere veneti e italiani, no? Quindi è un po' difficile scalfire queste abitudini. Anche da questo punto di vista, i ragazzi come si comportano? Noi devo dire la verità che è dal 26 del mese di febbraio che non abbiamo più contatti diretti con i ragazzi perché sono a casa da scuola, però parliamo anche dell'esperienza nostra personale, effettivamente ci sono dei gesti che vengono spontanei, che fanno parte delle relazioni, della socialità, che è difficile in qualche maniera evitare di fare. Quando ci siamo incontrati poco fa fuori dalla trasmissione ci veniva naturale darci la mano. Ci veniva naturale darci la mano. È vero che se ci sono delle indicazioni occorre seguirle perché effettivamente insomma, servono a evitare ulteriori contagi e perlomeno da quel che si capisce, io non sono né virologo né per cui parlo come persona comune, capisco che da quel che pare il problema è di evitare un picco di contagio che non sia sostenibile dal sistema sanitario nazionale e quindi invece che ci sia un picco alto riuscire a fare un'ampiezza d'onda meno ampia e sostenibile certamente è a vantaggio di tutti. È difficile secondo lei, Bruna, per i ragazzi, no, evitare di incontrarsi, di magari utilizzare quei metodi, quel modo di essere, di stare vicini? Non ci pensano perché comunque i ragazzi si incontrano anche fuori dalla scuola, no? Anche in questi giorni comunque, anche se i cinema sono chiusi, i teatri sono chiusi comunque, loro si ritrovano e non credo che, cioè, io non seguo mio figlio o mia figlia, però sì. È un po' difficile mettere in pratica queste norme, no? Forse la cosa più positiva è che i ragazzi sono tornati un po' all'aperto, a stare un po' in strada, ad aggregarsi, seppure insomma vista l'emergenza, anche un po' in luoghi un po' all'aperto, insomma a riprendere un po' il contatto, diciamo così, tra di loro. Allora, noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo sempre di coronavirus, scuole chiuse ma l'istruzione non si ferma. Abbiamo subito una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Dario della provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario, prego. Ecco, quando io vedo proclamare in questo modo un'epidemia che in Italia non ha riscontrato un solo paziente, nemmeno nei terminali, nel quale si è stato dimostrato il virus in azione che attacca le cellule, perché sono tutti positivi a un test che rivela solo una sequenza genetica e nient'altro, non il virus intero. Ecco, qualche domanda io me la faccio. E dovreste farvela anche voi in Veneto, perché se qualcuno, se non vi sbrigate a fermare mister Ordinanza, tra un po', tra breve, avrete un'epidemia vera questa volta, un'epidemia di suicidi, no? E questa volta vera, non come quella fasulla di coronavirus che stanno propagandando adesso. Ecco, ma io mi chiedo, la scuola, ma se questo è il livello critico raggiunto dall'opinione pubblica, anche se la scuola sta chiusa, non è poi un gran danno. Perché io non vedo nessuno che fa domande critiche, io vedo solo regnare la paura. Voi giornalisti della televisione soprattutto state diffondendo paura, informazione no, perché ci sono scienziati che contestano, con dati alla mano, questa situazione, contestano il fatto che non ci sono elementi, anche la famosa isolazione del virus, in realtà non c'è stata, c'è stata dichiarazione della direttrice del laboratorio della Spallanzani. È stato molto difficile isolare il virus, come siamo stati bravi per essere riusciti. In realtà a fare cosa? Se veramente quei 2 pazienti sintomatici avevano i polmoni invasi da virus, possibile che sarebbe stato così difficile isolare un virus? In realtà cos'è che hanno fatto? Tutto quello che hanno spacciato per isolamento del virus in realtà è un artefatto di laboratorio che esiste solo nelle loro colture. Sono partiti dal genoma virale, non da quello che c'era nei polmoni dei pazienti. Quindi, e tanto è vero che al Sacco di Milano ci sono riusciti 2 settimane dopo. Ma possibile che sia così difficile isolare in un paziente che mi dite soggetta all'infezione virale, una polmonite virale che dovrebbe avere i polmoni invasi da virus che gli devastano i polmoni? Sia così difficile isolare un virus? Dario, grazie per il suo intervento. Purtroppo non siamo dei medici, quindi non possiamo rispondere da questo punto di vista. Paura ce n'è perché effettivamente l'emergenza è reale. Quando parlava di giornalisti che fanno terrorismo, mi auguro sicuramente non si stava riferendo alla nostra emittente, perché ci limitiamo naturalmente a comunicare anche tempestivamente, questo è il nostro lavoro, quello che effettivamente è e le notizie che arrivano. Non si tratta naturalmente di fare terrorismo, ma semplicemente di comunicare in maniera tempestiva quello che è. Assessore, senta, sì. Ci sono delle notizie contrastanti e questo è chiaro, no? La difficoltà è comunque sempre quella di dare e riferire poi, dicevamo, sì, ai cittadini anche delle informazioni che siano chiare, no? Sì, appunto, ma soprattutto perché, letto il decreto, le famiglie poi, come dicevo, ci fanno delle domande, no? Per cui mi chiedono per quale motivo, lo chiedono a noi, cioè non è che lo chiedono ad altri, lo chiedono a chi è sul territorio, come mai la scuola sia chiusa e invece i ragazzi possano andare a fare attività sportiva, certo, come dire, a porte chiuse, ma sempre attività sportiva. Adesso io mi ricordo, dico 40 kg fa, quando giocavo a calcio e a calcetto, che il contatto nel calcio come in altri sport è inevitabile. Ecco, allora, quello che dico io, quello che pensano molti amministratori è innanzitutto che
qualcuno si prenda la responsabilità, che sia uno, perché purtroppo ultimamente sentiamo che interviene chiunque su questo tema, il Presidente del Consiglio piuttosto che il Ministro, una persona ci dica esattamente innanzitutto com'è la questione, perché vede poi i cittadini non sanno, è poco più di un'influenza, ci sono delle notizie scorrette, qualcuno vada in televisione, si prenda le responsabilità, sia lui a dire le disposizioni sono queste, per questo motivo il coronavirus ha queste problematiche e pertanto prendiamo queste disposizioni, però non ci può essere questa confusione totale dove appunto i cittadini rimangono basiti da scelte del genere, perché vanno ovviamente spiegate. I bar, cioè, ci sono bar, per non parlare del turismo, quello è un tema che spero toccheremo, i bar devono servire le bevande ai tavoli, nessuno al bancone, devono essere chi va al bar a 1 metro di distanza, cioè, capisce che è una situazione, ci sono bar che quelli soprattutto per esempio nelle biblioteche, piuttosto che lavorano nei servizi pubblici, che non hanno difficoltà. È difficile insomma attuare questa buona prassi insomma che ci è stata comunicata. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi abbiamo in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Io sono Mirella e chiamo da Treviso. Buongiorno Mirella, dica. Buongiorno e saluto tutti i presenti. Io mi sono appena collegata con la vostra trasmissione, quindi non so la specializzazione delle persone che sono lì da voi. La mia domanda è questa, che seguendo diverse trasmissioni non sono mai riuscita io a capire un'informazione o l'ho persa. Quello che a me fa paura onestamente è il discorso, ma quando una persona fa uno starnuto, quindi i germi vanno sparsi dappertutto, quant'è che vivono? Grazie Mirella per la sua domanda. Era quella la mia domanda. Per esempio io vado al supermercato, davanti a me, non so, una persona ha fatto uno starnuto, io prendo un prodotto, non so mica io se questo prodotto ha ricevuto dei germi da una persona che è passata o no. Chiaramente, insomma, può essere comprensibilissimo, comprensibilissimo. Grazie Mirella, purtroppo ovviamente non siamo dei medici, siamo, dicevamo, il dottor Visentin, dirigente di una scuola professionale, la rappresentante dei genitori, un assessore, quindi a rispondere alle sue domande in maniera così dettagliata purtroppo ci vorrebbe una figura insomma diversa rispetto alla nostra. Certo è che, come dicevamo, ci sono state comunicate delle buone norme che tutti noi coscientemente dovremmo portare avanti e c'è chiaramente anche una difficoltà nel poterlo fare, e qui insomma le notizie contrastanti, come dicevamo, ci sono. Scusa, prego. Volevo aggiungere una cosa, anche se uno tocca un prodotto che qualcuno ha contaminato, si deve lavare le mani prima di toccare cibo. Sempre le buone norme, insomma, che dovrebbero esserci le mani, a prescindere dall'emergenza odierna. Sì. Certo. Allora, non è un periodo per i ragazzi di vacanza, no, chiaramente, no, e quindi molti istituti si sono attrezzati, stanno attrezzando con le lezioni virtuali. Sì. Da voi? Come si sta procedendo da questo punto di vista? Stiamo sperimentando questa tipologia di formazione a distanza. La Regione, oltretutto, con l'assessorato all'istruzione e alla formazione, ha normato, per quanto riguarda la formazione professionale, anche le modalità attraverso cui queste attività potranno e saranno riconosciute. Ci sono anche qui, come è normale che sia, degli istituti, delle scuole che sono un po' più avanti perché magari avevano già sperimentato in altre situazioni questo tipo di strumenti, altre che comunque si stanno facendo avanti, e le notizie che io ho dal nostro mondo dell'istruzione e della formazione professionale è che tutti si stanno attivando in questo senso, e che quindi già
durante questa settimana e per la maggior parte delle scuole la prossima, l'attività di formazione a distanza verrà resa disponibile per la maggior parte delle classi. Insomma. Senta, la didattica digitale può sicuramente essere un'opportunità, ma la scuola italiana, che a volte insomma, documentiamo anche noi avere delle falle non indifferenti, può davvero farcela, ha davvero una possibilità, effettivamente la possibilità di fare una didattica digitale anche attraverso le attrezzature che servono, perché insomma sappiamo che non tutte le scuole sono attrezzate per farlo e nemmeno tutti gli insegnanti hanno insomma, le capacità, gli strumenti insomma, personali anche per farlo. Naturalmente la questione è piuttosto complessa, nel senso che coinvolge una serie di fattori, dai fattori strumentazioni, quindi disponibilità di tecnologie adeguate, problema di personale interno alla scuola, quindi l'adeguatezza e la competenza del personale, e dall'altra parte anche naturalmente l'adeguatezza e la competenza delle strumentazioni che hanno a casa le famiglie, perché ecco, il telefonino probabilmente tutti i ragazzi ce l'hanno, altro tipo di strumentazione no. La scuola Pro Facila io credo di sì, nel senso che certamente non abbiamo la bacchetta magica, però che si viva ormai in un mondo in cui le tecnologie consentano e permettono questa attività è ormai attestato, e i docenti, sia i docenti singolarmente ma sia i singoli istituti si sono chiesti e si sono attivati in questo senso. Quindi con il concorso e degli uni e degli altri io credo che, sebbene naturalmente con fatica in alcuni casi, ma... Quindi per lei insomma può essere comunque un'opportunità. È un'opportunità. Allora abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Sì, ciao, sono Sandra. Buongiorno Sandra, dica. Volevo un'informazione. Parlano delle scuole, dei bar a distanza, tutto, ma le piscine. Io vado in piscina, faccio acquagym. In questo momento parlano gli ultra 65enne di evitare i contatti. E io mi sono interessata, ho chiesto, posso sospendere? Mi hanno detto no. Se vuoi vieni, se no stai a casa, però perdi la quota di iscrizione, perdi il mese che hai pagato. Dovrebbe essere una cosa anche per queste piscine. Mi dicono che le piscine sono con il vapore acqueo dei virus peggio del bar, peggio delle scuole. Certo. E in questi casi come ci si comporta? Grazie Sandra per la sua domanda. Effettivamente le domande sono tante, c'è tanta confusione anche da questo punto di vista. Purtroppo insomma la difficoltà è quella, fatica a rispondere a questo tipo di dare chiaramente delle risposte. Non spetta a noi, se mi domandano come si fa a scuola riesco, ma in questo senso faccio. Allora ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità e poi torniamo a parlare sempre di didattica digitale e anche delle prime lauree via telematica a Padova. A tra poco. Ore 13 ancora in diretta, sentiamo subito la telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Luisa e telefono dalla provincia di Padova. Buongiorno Luisa, ci dica. Volevo fare una domanda. Visto che sono state chiuse le scuole e anche tutti gli atenei, le università, come mai non vengono chiuse le biblioteche? Purtroppo anche questa è un'altra domanda legittima. Io ho un figlio che lavora in biblioteca e le dico la verità, sono preoccupata, perché è ovvio che i ragazzi, essendo a casa da scuola, vanno in biblioteca e lì non è che possano tenere la distanza di 1 metro, potrà andarsi anche a lavare le mani spesso, come dite voi, però non capisco perché, cioè la settimana scorsa è stata chiusa con il decreto della sanità, dopodiché invece no. Chiaro Luisa. Grazie per la sua telefonata. A Montebelluna? No, come dicevamo appunto prima, le piscine sono aperte, la biblioteca
a fasi alterne rispetto a determinati servizi è aperta, ovviamente però senza un assembramento di persone, quindi stiamo attenti, per esempio alcuni servizi, altri no, non possiamo ad esempio all'interno avere tanti studenti che studiano tutti attaccati, cioè è una situazione, come appunto dicevamo prima, particolare, emergenziale, però è difficile lavorare in questo modo, è difficile dare delle direttive precise, perché giustamente ecco, oggi abbiamo avuto 3-4 telefonate, una richiesta diversa l'una dall'altra. Chiaramente le domande insomma, che danno alla casa sono molte. Infatti sicuramente sono complessi, una risposta univoca non c'è. Il problema è che se dai una risposta univoca, magari la più, diciamo così, la più drastica, che è quella chiuso tutto, dopodiché come fai a gestire una situazione di questo genere? Quindi è vero che quando fai scelte politiche devi tenere conto di una quantità di fattori che non facilitano certamente, insomma, una risposta univoca, c'è tante cose da tenere presente e quindi sempre tutto è perfettibile naturalmente. Si spera che le misure che sono state prese, che sono state comunicate e che sta a noi in qualche maniera applicare al meglio possibile effettivamente servano meglio di altre allo scopo per cui sono state introdotte. Certo. Allora torniamo alla didattica digitale perché a Padova sono state fatte le prime lauree in via telematica proprio per non rallentare il percorso formativo e il percorso di laurea degli studenti. Allora andiamo a vedere il servizio. La commissione di discussione della sua tesi di laurea ha valutato con il massimo dei punti la sua esposizione, quindi le conferiamo 11 punti, le facciamo le nostre congratulazioni per la sua esposizione e riceverà istruzioni per la proclamazione. Anna è dottoressa con 110. La studentessa di farmacia sorride soddisfatta dallo schermo del computer. È una delle prime laureande a discutere la tesi in videoconferenza secondo le disposizioni dell'Ateneo di Padova per far fronte all'emergenza coronavirus. È andata bene, si fa quello che si può, insomma, è andata così. L'importante è aver finito, la festa la faccio lo stesso, non c'è problema. Alle spalle di Anna l'equipe della farmacia dell'ospedale di Vicenza con cui ha realizzato la tesi. Venerdì, sempre in via telematica, avverrà la proclamazione. Subito dopo Anna tocca ad Andrea, una normale seduta di laurea al Dipartimento di Farmacia di via Marzolo, ma questa volta l'emozione non è solo degli studenti ma anche dei professori che per primi vogliono dare un segnale positivo. La modalità è uguale, quindi ci consente di fare il nostro lavoro con regolarità e di proseguire la vita dell'università, che è una cosa importantissima adesso, dimostrare che possiamo anche in situazioni di emergenza continuare il nostro lavoro come il solito. È un passo importante e da parte nostra è un passo assolutamente doveroso. Non potevamo far perdere tempo agli studenti perché in questo periodo, vi ripeto, un periodo di laurea, un periodo di esami, far perdere del tempo prezioso agli studenti significa anche per alcuni di loro, ad esempio, rimandare di un'intera sessione gli esami di Stato. L'Università di Padova non si ferma, la laurea resta un momento solenne nonostante avvenga a distanza. L'unica cosa che manca sono i tradizionali cori all'uscita dell'aula e qualche scherzo goliardico. Queste dunque le lauree a Padova ai tempi del coronavirus. Abbiamo capito insomma che laurearsi e discutere una tesi via web non è un'utopia, però insomma la preoccupazione degli studenti è quella proprio di perdere anche l'anno, sì, no? Infatti io ce l'ho proprio in casa perché mia figlia pensava di laurearsi a luglio, per cui tutte le sessioni, gli esami, adesso sta slittando tutto in avanti, ma non si sa, cioè non si sa. Insomma rimane un grande punto di interrogativo. Sì. Un'altra telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, c'è qualcuno? Sì, buongiorno, sono dal SIN Lorena. Buongiorno, ci dica Lorena. Sì, sono da Tesio di Piave. Io ho un ragazzo che è all'Epidorocco lì a Moto di Livenza. Volevo fare una domanda al preside. Prego.
Sì, e volevo capire se questo tempo che rimangono a casa i ragazzi viene recuperato anche il tempo, insomma. Grazie Lorena, sentiamo cosa dice il dottor Visentini. Certamente noi lo recupereremo, naturalmente poi dovremo stare alle direttive regionali, però in linea di principio tutto il tempo che è stato perduto verrà recuperato. Anche perché l'anno scolastico è valido se gli studenti frequentano 200 giorni di scuola. C'è effettivamente il rischio che non si arrivi a questi 200 giorni e che quindi l'anno scolastico possa non essere valido? Cosa dice il governo? No. Allora, per quanto riguarda l'istruzione, il Ministero dell'Istruzione ha già decretato che l'anno scolastico è fatto salvo anche in deroga ai 200 giorni per coloro che sono naturalmente ricompresi in questa situazione d'emergenza, e quindi da questo punto di vista non dobbiamo avere preoccupazioni. Per quanto attiene invece alle regole della formazione professionale che rispondono a normativa regionale, la linea principe è quella di dire le ore, le 990 ore che sono previste per avere l'anno formativo riconosciuto vanno fatte e andranno fatte, salvo situazioni di particolare emergenza. Allora, fin tanto che si dovesse concludere questa situazione d'emergenza con diciamo così, con il 15 di marzo o poco più oltre, noi abbiamo fatto delle proiezioni che comunque riusciamo a recuperare tutte le ore. Laddove non fosse, naturalmente con i dirigenti regionali, con l'assessore e con tutta la struttura ci confronteremo per capire come sarà possibile naturalmente in ogni modo garantire l'anno formativo. Questo perché, essendo voi una scuola professionale, le lezioni teoriche sì, vanno bene in didattica digitale, ma naturalmente i laboratori, tutte le ore pratiche diciamo così, non si possono naturalmente fare a distanza, occorre avere le strumentazioni, occorre essere in laboratorio e metterci le mani, insomma, e quindi da questo punto di vista le regole della formazione a distanza valgono appunto per le materie d'asse, cosiddette le materie culturali, le materie che si possono fare a livello teorico, non valgono per il laboratorio. Naturalmente questi aspetti devono essere tenuti presenti, per cui noi ci porteremo avanti sul recupero delle materie d'asse fatte attraverso la FAD, appunto la formazione a distanza, e il resto lo spostiamo più in là. Un flash prima di andare in pubblicità: c'è il tema anche degli esami di Stato a fine anno, quindi della maturità, insomma di tutti gli esami che concludono un percorso, un ciclo insomma scolastico, anche da questo punto di vista? Questo è un problema che il Ministero sta naturalmente affrontando, perché se manca una parte di apprendimento occorrerà capire come sarà possibile garantire gli medesimi standard, per cui su questo naturalmente attendiamo indicazioni. Anche da questo punto di vista insomma è in evoluzione e quindi insomma si attendono anche in questo caso direttive chiare. Ultima pausa di pubblicità, ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi. Ore 13 ancora in diretta, subito una telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, Antonello da Treviso. Buongiorno Antonello. Volevo interloquire con il preside, è possibile? Prego, chieda pure. Ecco, da un dirigente come un preside, e qui dico una classe di dirigenti, come l'associazione dei presidi, non si era accorta già qualche anno fa, dico almeno 5, 6, 7, 8 anni fa, di far pressione sul Ministero sull'esigenza di dotare tutti gli istituti scolastici della possibilità di avere l'insegnamento online? Cioè adesso scopriamo che c'è questa necessità. Non avevate pensato che avrebbe potuto succedere qualcosa che impediva ai ragazzi di andare a scuola e di mantenere così l'educazione scolastica a casa loro? Ecco, su questo argomento vuoto, silenzio
tombale. Grazie per la sua provocazione. Ascoltiamo il... No, non è vero che ci sia un silenzio tombale, nel senso che tutte le scuole, anche attraverso investimenti importanti con i PON e quant'altro, si sono adeguate e hanno avuto la possibilità di adeguarsi anche a questo tipo di metodologie, che sono comunque metodologie utili indipendentemente dal momento d'emergenza. Magari sono più utili in questo momento qui, ma sono comunque degli strumenti, delle metodologie che possono essere utilizzate in qualsiasi momento. Tanto più che noi magari come persone adulte abbiamo una maggiore difficoltà a capire e a utilizzare strumentazioni virtuali, ma i ragazzi ci sono sicuramente abituati più che noi. Ecco, quindi le scuole si sono attrezzate, si stanno attrezzando, certo molto c'è ancora da fare, ma non è che siamo al momento zero, insomma. Una situazione in cui diciamo così, tutta la didattica si sposta sulla FAD non è una situazione ordinaria e quindi occorre naturalmente un momento di avvio e dare il volano, però non è che si parte da zero. Questa emergenza magari ha un po' affrettato questo percorso e comunque sappiamo bene insomma, che può essere utile, però nulla sostituisce la presenza, lo sguardo dell'insegnante, insomma il rapporto che si instaura tra insegnante e studente. Questo è insostituibile. Sicuramente certo. insostituibile. Allora, Assessore, sento, in alcuni comuni, anche a Treviso, sono stati proposti degli sconti sulle rette degli asili e delle scuole di infanzia. Nei giorni di ordinanza niente retta. Che cosa ne pensa voi a Montebelluna, un po' come vi state muovendo da questo punto di vista? Allora, innanzitutto ovviamente queste disposizioni sono state assunte dai comuni, come dire, capoluogo, i comuni importanti che hanno delle risorse e questo ovviamente se le possono permettere. Noi comuni medio-grandi e soprattutto i piccoli comuni facciamo fatica perché, come voi sapete, ogni anno ci sono dei tagli lineari per gli enti locali e facciamo fatica, ma soprattutto le disposizioni devono partire, come dicevo prima, da Roma, quindi fino adesso, anche prima, ho contestato il metodo. A me hanno sempre insegnato che bisogna anche fare delle proposte, quindi non solo contestare, ma anche fare delle proposte. Bene, al governo intendo fare delle proposte, non io personalmente, ma sono le proposte che il mio partito ha fatto in questi giorni e sono molto semplici perché il tema attuale, il tema di adesso, sono appunto il tema centrale è la famiglia, cioè cercare di dare degli strumenti alla famiglia, quindi innanzitutto per esempio cercare di dare un congedo parentale alle famiglie con una retribuzione almeno del 70% in queste settimane. Questa è una prima proposta. La seconda proposta può essere dare alle famiglie 500 euro di contributo, quindi un bonus di 500 euro per cercare di appunto affrontare le spese per babysitteraggio e per tutto quello appunto che concerne questa situazione. Un'altra proposta deve essere i figli che non stanno andando a scuola, soprattutto nelle scuole paritarie, alle famiglie devono essere scontati i giorni di scuola dal contributo mensile che danno e alle scuole paritarie deve essere ristornato dallo Stato, dal governo. Queste sono semplici e per non parlare delle aziende, perché ovviamente nel momento in cui c'è il congedo parentale, le aziende devono recuperare risorse, devono avere a disposizione nuove risorse, nuovo capitale umano. In quel caso bisognerebbe per queste settimane annullare il decreto dignità e permettere attraverso i voucher di far assumere personale per risolvere questa situazione. Quindi un aiuto concreto, un segnale concreto alle famiglie, bene, e dico anche questo, se il governo non è in grado, dia ai comuni le risorse e ci arrangiamo noi, lo facciamo noi, ma ci dia gli strumenti o le risorse, perché lo ribadisco perché non è possibile, permettetemi, io sono un po' incavolato, devo dire la verità, non è possibile occuparsi solo ed esclusivamente di fare le conferenze stampa e di non proporre delle misure
nei confronti dei cittadini, delle famiglie. Quindi delle due l'una: o attuano queste proposte, quindi queste misure, e lo fanno a breve, perché dobbiamo dare delle risposte. Se non sono in grado, che diano ai comuni o alle regioni le risorse per farlo. Per fortuna abbiamo la regione per ora, ha detto benissimo il preside, il governatore e soprattutto gli assessori, l'assessore Donazzan che è all'istruzione e alla formazione, sono in prima linea e sono l'unico, come dire, gli unici interlocutori che abbiamo di questa situazione. Per cui io purtroppo però penso che chiaro, insomma, la situazione, cioè il governo, io sono, come dire, basito, e quindi scelgano cosa fare, ma lo facciano in fretta perché servono delle risposte. Chiaro, insomma, un segnale concreto. Sì, lo facciamo noi, basta che perché ovviamente avendo i tagli, fare noi delle misure subito la vedo molto complicata. Abbiamo detto insomma che la situazione è costantemente in evoluzione, quindi insomma anche qui da questo punto di vista c'è una difficoltà nel potersi esprimere e anche insomma prendere dei provvedimenti che insomma siano adeguati, anche perché bene insomma che le scuole vengano chiuse, però bisogna chiaramente dare un sostegno ai genitori, anche perché in quelle famiglie in cui non ci sono i nonni che possono dare una mano. O i nonni lavorano. O i nonni ancora lavorano. Perché ci sono genitori giovani comunque. Certo. Senta Bruna, che cosa si sente di dire, ecco, un po' alle famiglie come rappresentante dei genitori, un po' anche agli studenti, non so, che cosa si sente di dire riguardo a questa situazione in cui appunto si è in costante attesa di un'evoluzione imminente? Beh, è una situazione nuova per tutti, penso, insomma, per me di sicuro. E, quello che mi viene da dire è di usare questo tempo in modo buono, non lo so, leggere un libro o magari, non so, fare delle cose che non si ha mai la possibilità di fare, insomma. Quello che può essere, non so, una cosa brutta, insomma, trasformarla in qualcosa di bello. E insomma, sperando di non ammalarci, ecco. Però, e che i giovani insomma possono cogliere anche questa opportunità di riappropriarsi un po' e di utilizzare questo tempo, di non perderlo. E poi volevo comunque agganciarmi un po' anche al discorso del rapporto insegnante-studente. Io come genitore vedo proprio che c'è questa necessità, cioè il computer, la cosa di informatica, insomma le piattaforme che ci sono, che ho provato anch'io insomma come genitore, non sono sufficienti cioè non basta dire leggi da pagina tot a tot perché lo studente si attivi. C'è bisogno dello stimolo del reciproco tra studente e insegnante, è fondamentale, perché se no, secondo me la scuola non funzionerebbe, insomma. Preside, in chiusura, un'ultima Sì, questo è vero, osservazione. per ricollegarmi. I nostri insegnanti sono a disposizione dei ragazzi, per cui se chiamano le segreterie e quanto altro, al di là degli aspetti legati alla strumentazione della fase, sono a disposizione, serve anche eventualmente una voce a telefono per confrontare o dare indicazioni, ecco, possono fare conto. E se mi è permesso chiudere con un ringraziamento anche a tutte le aziende che in questo momento, pur in questo momento di difficoltà, ci accolgono gli ragazzi in stage, in tirocinio lavorativo, in apprendistato. Ecco, questa formazione professionale è fatta anche di rapporto con le aziende, capiamo il loro momento di difficoltà e li ringraziamo per lo sforzo che fanno insieme con noi. Insomma, e anche questo insomma, è un bel segnale, una bella opportunità, certo, comunque per i ragazzi. Ringrazio Alberto Visentin, dirigente scolastico dell'Epido Rocco, Bruna Pietrobon, rappresentante dei genitori della scuola L'Epido Rocco, e Claudio Borgia, assessore all'istruzione e alle politiche familiari di Montebelluna. Grazie davvero. Grazie a voi per averci seguito da casa e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.